Buonasera a tutti ragazzi, in questo video parlerò del fatto di un fotografo che ha fatto delle foto e ha trovato dei pesci nel Mar Morto. Una cosa così potrebbe sembrarvi una cosa banale, però dovete sapere anche che nel Mar Morto, nell'acqua è impossibile la fine, perché ci sta, una salinità davvero esagerata. Si parla del 37%, che significa che nessuna cosa può sopravvivere a questa, ciao Adriano, questa, salinità. Quindi qui è in gioco, la profezia di Ezechiele, in quanto con la distruzione, sì sì è vero, con la distruzione di Sodoma e Gomorra, Dio, avrebbe punito facendo perdere la vita a questo, luogo. Ciao Alessandro. E quindi nell'Apocalisse, che troviamo, in diversi capitoli della Genesi, 3:19 esattamente, dice che quando riprenderà la vita nel Mar Morto, allora sarà l'inizio dell'Apocalisse. Ciao Isabella, ciao. Quindi in effetti non è il problema del fotografo che hanno fatto la fotografia dei pesci nel Mar Morto. Non lo so, devo controllare, ti dico, ho controllato questa cosa qui, dopo vedo comunque, ciao, grazie. E quindi ragazzi dicono che siccome sta riprendendo la vita nel Mar Morto, statisticamente sarebbe impossibile dato il, vedete tutto questo, questa fotografia è reale, l'ho presa da Pixabay, però tutto questo che vedete intorno è tutto sale ragazzi. Ciao Alessandro, quindi immaginate in quella è tutto sale e quella è un poco di acqua e lì dentro ci sono i pesci, quindi sarebbe impossibile in effetti se tu devi fare un bagno nel Mar Morto, una persona di che peso sia, sì sì Maria, hanno fatto delle foto e hanno visto dei pesci nuotare in queste pozzanghere, di sale, si può dire, perché quello ha 37% sale, quindi immagino. Allora, se vi tuffate in quest'acqua, ragazzi, galleggerete, sapete perché? Talmente alta la salinità che pure se butta una persona di un quintale, galleggia, stai fermo, galleggi sull'acqua pure senza muoverti, perché la salinità ti fa galleggiare, quindi immagino un po', questi fotografi non è che hanno detto che sta venendo la fine del mondo. Sì, sì, lo so, Masce, che sarebbe rivelazione, sì, ma non significa che sarà la fine del mondo. Quindi io dico Apocalisse nel senso che la rivelazione sarà breve, quindi ciao, certo, ciao Fausta, sì. Ciao Michela, quindi non è che l'Apocalisse sarebbe, ma non lo so, ti dico una bugia, questa è una foto che ho preso da Pixabay per vedere tutto il sale che c'è intorno in questa pozzanghera, che sarà 1 metro, 2 metri forse, però c'è la vita, ci hanno fatto le foto e ci sono usciti i pesci che nuotano, cioè normalmente non si potrebbe, quindi in effetti come dicono Dio punì questo luogo, Sodoma e Gomorra, e distrusse tutto quello che c'era intorno e disse che la vita non sarebbe mai più riapparsa. Però poi nell'Apocalisse, che sarebbe la rivelazione, dice che quando la vita riprenderà nel Mar Morto, allora sarà quindi, ma non la pensate, non pensate a nessuno. Quindi in effetti è così ragazzi, non è perché l'Apocalisse significa la fine del mondo, no, l'Apocalisse sai come sono salati Alessandro, quindi faremo il sale arrostito in poche parole. Immagina un pesce che vive là dentro, quanto sale deve essere. Vedi tutto questo bianco intorno, questo è tutto sale. Cioè sta riprendendo la vita nel Mar Morto e quindi, ciao a me, quindi si pensa che nella profezia della Genesi si dice che quando riprenderà la vita in questo luogo che Dio ha punito in effetti, Sodoma e Gomorra, allora la fine è vicina, cioè l'Apocalisse. Quindi i fotografi non hanno detto l'Apocalisse, quindi loro hanno solo fatto delle foto, sono andati lì a fare, sa, per vedere, a fare le foto e hanno visto i pesci nuotare. Quindi dice, ma com'è possibile che qua sta pesci?
Se questo è impossibile con la salinità che ci sta, nulla vive qui. Sì, sì, sicuramente, sì, Ale. Quindi, perciò hanno detto che la profezia di Ezechiele si sta avverando per questo motivo qui. Quindi sarebbe impossibile se prendiamo un pesce, lo portiamo lì, ragazzi, 5 minuti e ciao ciao. Quindi diciamo che la vita lì è impossibile, ma siccome sta di nuovo, diciamo, rifiorendo, perché questo luogo qui, ragazzi, e vabbè, pure a me allora qua a Salerno. Quindi Sodoma e Gomorra in effetti tanti centinaia di secoli fa, quanti anni fa, era una bella città, quindi diciamo era piena di fauna, di flora, quindi pesci, era piena di vita. Poi dopo il castigo di Dio è diventato un luogo inabitabile. Però sarebbe diventato di nuovo abitabile in quanto si avvicina alla, alla fine dei tempi, che sarebbe l'Apocalisse, che in realtà non è la fine del mondo, è la rivelazione, come tutti ben sapete. Molti si pensa Apocalisse, altri si pensa fine del mondo, no. L'Apocalisse significa rivelazione. Quindi ragazzi vi auguro una buona serata e voglio vedere il fatto del terremoto in Giappone perché davvero non so se c'è stato o no. Sì, sì, là il sale non manca, adesso è poco ma sicuro, là il sale non comprano, sono sicurissimo. Guarda, pure un lato positivo è compra gratis sale, quindi. Ciao Sofia, ciao Antonella, ciao Alessà, ciao a tutti. Giuseppe, che deve fare? Bloccala, non puoi fare nulla, non ci sta nulla da fare. Purtroppo fa caldo e la gente va fuori di testa, quindi è una cosa normale. Ciao Maria, ciao Marcia, ciao a tutti.